Puntata speciale amici Generazione Stop questa sera, perché è speciale perché fa quasi buio, è una notturna, mai fatta una notturna da quando che facciamo dette proverbi siciliani. No, non siamo di Porto Empedocle. Ah, non siete di Porto Empedocle, che so, lo stesso, nel vostro paese ci saranno pure i proverbi, no? Io sono di Roma, i proverbi? È un proverbio romano. E dice fatti c***o e campi 100 anni. Mazza che bella no. Quanto sei buona. Quanto sei bella Roma. Quanto sei bella, forza tutti allora. Forza Totti, certo, sempre, grande Roma. Buonasera signorina, che state dentro? Buonasera. Buonasera, come si chiama lei? Io Francesca Tortora. Chi non deve più non piglia pesce. Chi non dorme non piglia pesce, proprio prettamente Porto Empedoclino, che qui Porto Empedocle che dove passa dal mare. E ci vai a pesca? Io no, non sono tanto appassionata. E non va a pigliare pesce. Infatti io dormo e non prendo pesci. Svegliamoci presto la mattina, signora. Qualche proverbio siciliano, lo sa? Il proverbio siciliano proprio io non mi viene proprio niente in mente. Qualche aneddoto insomma in napoletano, insomma una cosa. Insomma, che ti posso dire? Vieni a qua, vattene a là. Ma mamma mi fa cantare mo' canzone. E tu mi metti in da rovina a me. Perché no? Perché io sono come si chiama la Mario Merola. Ma Alessandro, no, io non conosco proprio una beata fava. Una beata fava? Dove lei conosce la beata fava? Con quale beata fava? Nel senso con questo accento particolare? Non no, io sono marinese Pedichiatti, sono stato a Roma, cioè sono ancora residente a Roma. Vedete andare a quel paese. Voglio state buone e ci vedremo la prossima volta. C'è un detto che dice oggi in figura e domani in sepoltura. Oggi ci siamo per esempio e domani no. Tocchiamo ferro intanto, oggi siamo qua. Buonasera. 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 Noi siamo di Generazione Non Stop alla ricerca di dette proverbi siciliani. Ci fa una canzoncina visto che stava cantando poco fa? Ciubbolo jello to senso, come vezza, bacanti peggio ancora di una tazza. La testa là è dura e non si spezza, manco si gioio e battuta con la mazza. Ma che c'entro io, scusi? Lo dica a lui. La tua lingua si trova malabezza, e pare per forza Ti ho fregato. fare sputazza. Ma se tu non sei un vero pappamunno, dimmi che sto discorso è l'otomunno. Dillo, sai coraggio, dillo. A sta domanda tu non mi componno, le tue parole non mi fanno danno. Nemmeno lo pensiamo noi a lui. Con lo senso sicuro ti rispondo e del zocco ti dico non mi inganno. E basta. E lei si chiama? Mario Bonanno. E allora Statene bene, lo ringraziamo buon servizio e buon lavoro. Grazie altrettanto, arrivederci. È un proverbio siciliano, lo sa? Non lo so. Non lo sa. Proverbi siciliani? No, Detti, filastrocchi? Niente? oscuro sempre. No, c'è un po' di luce. È un proverbio siciliano. Che so, ci vuole fortuna a friggere un uovo per esempio. Esatto, ci vuole fortuna per friggere un uovo, perché se non ha fortuna si rompe la padella, giusto? L'acqua di bagno venduta asciuga. L'acqua da bagno prende uno che è proprio spensierato, Sì. che è sempre per i fatti suoi. Poi Cioè, diciamo, come si dice il detto siciliano, la testa queta. ti si vede perché la mattina alla sera Poi c'è, per esempio, vicino è un serpente, se non ti vede ti sente, cioè che il vicino Ti spia spia sempre, se non ti vede ti sente. e controlla sempre quello che fai. Sì. Beh, tu ti chiami? Io Palillo Calogero. Gli amici, per esempio, gli amici ti fanno a boa. Cioè significa che gli amici sono Ti tanti dicono le cari, sì, sono tanti cari davanti e di dietro invece ti spallano, ti pugnalino in modo di dire. Ti pugnalano alle spalle. Ecco. Un proverbio Un siciliano? proverbio, un detto, una filastrocca, qualcosa che magari sua nonne le ripetono sempre la mattina quando deve andare a scuola, non ci vuoi andare, si deve alzare. Qualcosa di un aneddoto, qualcosa di. Ora come ora tipo un blackout. Scecco quasi quando non vale manco mezza lira in poche parole. Esatto. Tipo anche questo. Che là sono uno che si sente qualcosa e poi non è niente. non è niente, in poche parole. Quindi è meglio non vantarsi di quello che non sa fare, di vantarsi di quello che sa fare. Buonasera. Come sta? Sto benissimo. Io pure, noi cerchiamo dette proverbi siciliani. Lei è siciliana, non è cinesina, no? No. Ah, ho capito. Anche se ho gli occhi a Gli occhi un po' a mantro, mi sembrava un proverbio cinesino, 5 mille lire. No, No? gioco poco ma gioco. Noi siamo alla ricerca di dette proverbi siciliani. Ne sa lei? Sì, ce n'è uno che si usava qua subito dopo la seconda guerra mondiale, mi viene in mente, stunato dei bummi. Strumento del boom. Perché quando le c'era- bombe lo esatto. stonavano.
Perché qua è stato bombardato quando c'è stato lo sbarco degli americani a Licata, a Gela, Sì, che qua bombardavano i tedeschi. hanno bombardato e allora si diceva, Suonato dei quando uno era un po' così, no? Stunato dei boom. Un altro che si dice qui a Porto. Che poi io non sono siciliano, Addirittura io sono nato a Roma. Per esempio a Roma non lo so, c'è delle pietanze particolari, non lo so. Che so, il Bacchio alla scottadito. Poi per esempio la matriciana. La matriciana. Vabbè, I mortacci tuoi da tuo nonno. Un cariola con le mutande viola. Vabbè, noi ringraziamo. Detto che si chiama? Angelo. Amici Generazione Non Stop, non ci credete, ma abbiamo trovato qui Daniele di X Factor qui a Porto Empedocle che lavora nel suo negozio. Allora Daniele, cosa ci dici? Cosa ci racconti? Che cosa devo raccontare? È stata l'esperienza di X Factor. È stata una bella esperienza. E che sei ritornato al tuo lavoro? Sì, purtroppo dovevo tornare. Dimagrito però. Un po' sì, la Simona Ventura mi ha fatto dimagrire 15 kg. In che senso, scusa? Mi ha fatto fare la dieta, cioè dimagrisce se no ti buttiamo fuori. Sei stato costretto a fare la dieta a non mangiare? No, non ho mangiato perché lavoravo dalla mattina alla sera. Eri stanco allora? Stanchissimo, sì, hai voglia, facevo prove dalla mattina alla sera e quindi... Bene, un applauso a Daniele di X Factor. No, comunque vi ringrazio. L'applauso è nato spontaneo, Daniele. Infatti. Sei un mito, Daniele! Quando pare sei un mito che a Porto Empedocle che non puoi uscire da casa. No, da nessuna parte, posso andare che subito ci sono fotografi, paparazzi, sì, c'è di tutto. Di tutto e di più. Infatti appena vedo qualcuno mi copro perché dico guarda ci sono i paparazzi. Esci col passamontagna allora? No, passamontagna no, però prendo le strade un pochettino strette perché così non mi vede nessuno. Le vie traverse. Sì, stiamo scherzando, dobbiamo dire che stiamo scherzando perché il vero Daniele è a Milano. A fame già quaglia. A fame quaglia, questo è un proverbio. Niente. Chi non dorme piglia pesce. Chi non dorme non ne piglia pesce, no piglia pesce. No, non piglia pesce. Non piglia pesce. Uno solo allora, me ne dica uno solo. È proprio... Mi viene da ridere. No, sì. La sosia di Daniele dobbiamo... Come la sosia? Il sosia di Daniele, il sosia di Daniele. Mi ero preoccupato. No. E ti chiami tu? Io Filippo. Ma scordava la frase, ma scordava. Come la scordavo? Ma scordavo.